5 appuntamenti dedicati alla pulizia delle spiagge della nostra laguna. In campo ci saranno i cittadini. Si partirà sabato dalla spiaggia di San Nicolò al Lido di Venezia. L'iniziativa è promossa dalla sezione di Venezia di Legambiente, insieme a un gruppo di associazioni, tra le quali spiccano Venezia.com e il gruppo Generazione 90, oltre a singoli cittadini. Tutti insieme per promuovere un'azione concreta. Il concetto che noi vorremmo passasse è che il corteo del 500.000 a Dublino, il convegno sull'ambiente, non basta più, serve certo, però adesso c'è bisogno di un salto culturale, c'è bisogno di un cambiamento dello stile di vita dei cittadini e bisogna che i cittadini si rimbocchino le maniche e partecipino a queste iniziative sul campo. Un plauso è subito arrivato da Legambiente. Grazie a questo gruppo di associazioni vogliamo invitare tutti quanti a sensibilizzarsi, a venire a raccogliere i rifiuti insieme a noi. A partire dal 16 inizieremo al Lido, per ogni weekend avremo degli appuntamenti e vi chiediamo a tutti di partecipare. Hanno risposto all'appello anche le istituzioni, come la municipalità del Lido Pelestrina. Sensibilizzare relativamente a una tematica che in questi giorni è all'ordine del giorno dell'opinione pubblica mondiale, quindi l'inquinamento dei mari, e noi, essendo un territorio lagunare e marittimo, è chiaramente una tematica che non possiamo sottovalutare. Noi ci mettiamo del nostro tempo, del nostro denaro e proveremo a fare del nostro meglio. Conclude come portavoce dei cittadini Piero Dri. La cosa bella, secondo me, è che questa volta Venezia, i cittadini veneziani e le associazioni presentano un programma che può essere il programma di pulizia primaverile della nostra laguna, del nostro territorio. Quindi per la prima volta abbiamo un mese di appuntamenti a cui tutti i cittadini possono partecipare quando possono e dare il proprio contributo in prima persona per questo scopo che è la pulizia del nostro ambiente.